Dopo aver mangiato bene lo spiedo che i miei volontari hanno fatto per i volontari della Protezione Civile di Campo, domani mattina alle 6 si inizia. Iniziamo con la colazione e poi alle 7:30 tutti in piazza e ci dividiamo per i vari compiti. A dire la verità, il merito degli alpini che in occasione delle loro manifestazioni e loro programmazione per la Dunata hanno voluto anche questo. Io infatti devo davvero ringraziarli perché domani avremo circa 200 persone sul campo e deve essere anche un bel vedere. Essere volontari della Protezione Civile ANA vuol dire far parte di una delle squadre di protezione civile di una delle sezioni ANA d'Italia e queste squadre sono formate da volontari che hanno fatto il militare negli alpini oppure da persone che condividono l'alpinità e che si sono iscritte come amici degli alpini o come soci aggregati nelle squadre. Prima di tutto sono gli ideali dell'ANA, degli alpini e poi il poter dare una mano alle persone, all'ambiente e questo diciamo che è quello che spinge soprattutto a far parte della protezione civile, il rispetto per l'ambiente e i valori degli alpini dell'ANA, cioè aiutare, ricordare i morti aiutando i vivi, questo è il motto dell'ANA, diciamo. Questa sera, visto che i nostri amici della protezione arrivano da distante, abbiamo messo a disposizione le nostre cantine Brandolini per fare un dormitorio e ci sono delle signore che domani mattina alle 5:30 saranno qui a preparare la colazione a tutti i volontari che poi si raduneranno in piazza e tutti insieme andremo verso il bosco delle Penemosse e lungo tutto il Ruio per tagliare appunto l'argine del fiume. Qui abbiamo un cantiere abbastanza importante, taglio su alveo, è scarpata molto impegnativa, facciamo tutti i lavori a corda, la formazione minima è un 32 ore, più ci sono anche i corsi base di 8 ore di PI anticaduta, però quelli che lavorano giù con la motosega, oltre ad avere corsi specialistici in motosega e tutto quanto, sono 32 ore lavoro in quota, è il minimo per fare questi lavori difficili. Gli interventi più importanti sono adesso qua alla Triveneta con questo cantiere qua, un cantiere lo abbiamo 100 metri sopra qua le Penemosse, sempre di questo tipo taglio piante. Siamo impegnati sempre oggi con 10 persone sulla parete sopra Vittorio Veneto, dove abbiamo già fatto 2 giornate di intervento per creare gli ancoraggi tutto quanto, perché verrà stesa adesso a mezzogiorno una bandiera che fa 21 metri per 12 metri, la bandiera italiana, e qua lavoriamo a 100 metri di altezza. Questo è il cantiere quello più difficile, la maggior parte comunque dei volontari è su dal bosco delle Penemosse fino a Piazzale Peroz, dove è il tratto più lungo e è molto importante che quello insomma, per il torrente Ruio che ormai si è talmente diciamo, inalberato che bisognava pulirlo. Negli anni scorsi appunto siamo stati toccati anche noi da vari smottamenti, dunque la manutenzione ordinaria e straordinaria è importantissima. Una precisa richiesta del coordinatore del Triveneto, nostro Andrea De Broi, che è di qua mi pare, e con la collaborazione del sindaco, anzi della sindaca, molto brava e molto gentile nei nostri confronti, e ci hanno affidato questo lavoro di ripulitura del torrente Ruio e per permettere poi anche alle corriere evidentemente di passare quando c'è la manifestazione delle Penemosse alpini, e noi ci siamo prestati in massa perché è un lavoro tra l'altro che ci piace e siamo anche abituati tra l'altro nelle esercitazioni trivenete a fare questo lavoro, quindi per noi è un divertimento, un lavoro ma con divertimento. Naturalmente i nostri uomini lavorano in sicurezza, fanno i loro corsi, ovviamente obbligatori, quindi sanno come muoversi, sanno come operare e sanno anche come usare gli attrezzi, perché ovviamente hanno il loro patentino, il loro corso base, il corso sicurezza è fatto anche quello, quindi lavoro in sicurezza. Ovviamente l'incidente può sempre capitare, ma come ho detto prima, per noi alpini, per questi lavori siamo adatti.
Gli alpini non mancano mai da nessuna parte. Ringraziamo la protezione civile che tramite loro stiamo facendo un lavoro enorme per la pulizia del Ruio che porta al bosco del Penemosse, e anche là stanno facendo delle pulizie sotto il Cristo, i rocciatori della protezione civile, e per noi è una cosa meravigliosa, insomma, altrimenti noi non saremmo in grado di portare avanti tutto questo lavoro, perché è troppo grande per noi, per il gruppo di Cison. Viene visitato da parecchie regioni, non solo venete. Nel 2021 verrà festeggiato non più la prima domenica di settembre, ma l'ultima domenica di agosto, perché viene un evento nazionale, 40 anni per portarlo così, quando che è a posto tutti rimangono di stucco, perché non è un cimitero, non è un sacrario, ma è un monumento.